Il PDL agrigentino fa quadrato e discute dei prossimi appuntamenti politici che culmineranno con le amministrative di primavera. Al tavolo del direttivo provinciale hanno preso parte in tanti, tra i quali i parlamentari Fontana, Marinello e Iacolino, eletti e non a confronto per elaborare un progetto condiviso capace soprattutto di affrontare e risolvere le emergenze. Il PDL è proiettato al primo congresso provinciale in programma il 26 febbraio, come afferma il coordinatore e deputato regionale Nino Bosco. Sarà il primo congresso del nuovo corso targato Angelino Alfano, all'interno del quale non ci sarà più un segretario provinciale nominato dall'alto, ma verrà eletto direttamente dalla base del nostro partito, dai nostri tesserati, che potranno appunto utilizzare la propria tessera per partecipare attivamente al congresso ed eleggere il proprio segretario provinciale e 30 componenti del direttivo provinciale. Ad Agrigento si faranno le primarie? Ad Agrigento noi puntiamo a fare le primarie, ma ancora prima vogliamo costruire una coalizione, vogliamo mettere assieme le forze moderate che sono presenti in città, ma anche movimenti civici che sono nati all'interno della città dei Templi. Noi vediamo bene lo strumento delle primarie per individuare il candidato sindaco, ma prima di arrivare a ciò vogliamo costruire una coalizione intorno ad un progetto per la città di Agrigento, intorno ad una idea comune per la città di Agrigento, e poi se i nostri alleati gradiranno utilizzare lo strumento delle primarie noi ne saremo felici. Chi vorreste con voi nella prossima battaglia elettorale? Ma certamente ci sono delle forze politiche come il PID, come Grande Sud, che stanno con noi a livello regionale facendo una comune opposizione al Presidente della Regione Lombardo, ma io direi che è arrivato il tempo anche di costruire una sorta di patto civico per la città di Agrigento, all'interno del quale ci siano forze politiche, ma all'interno del quale ci siano anche movimenti civici che sono nati nella città di Agrigento, ci siano le migliori risorse per vincere da un lato la campagna elettorale, ma soprattutto per amministrare e governare subito dopo il voto la città di Agrigento, che è una città piena di emergenze e che ha bisogno di riportare all'interno dell'amministrazione comunale legalità, trasparenza, ma anche dinamismo ed efficienza. Il PDL intende rilanciarsi per tornare a governare con una proposta politica che coniuga bisogni, emergenze e progetti di sviluppo. Quelli che in Sicilia in questi anni sono mancati, dichiara Nino Bosco. La firma della mozione di sfiducia al presidente della regione, Raffaele Lombardo, firmata da 26 parlamentari di PDL, PID e Grande Sud, rappresenta il malcontento che non è solo politico. È una mozione di sfiducia al peggior presidente che la regione siciliana abbia mai avuto, ne è la testimonianza e ne sono la testimonianza tutti i comparti siciliani che sono in profonda crisi, ne è la testimonianza la non spesa dei fondi comunitari. Soltanto il 5% dei fondi comunitari è stato speso da parte del Presidente della Regione, ed è degli ultimi giorni la notizia dei 220 milioni di euro bloccati dai commissari europei per irregolarità riscontrate da parte dell'amministrazione regionale. Tutto ciò testimonia che Lombardo ha immobilizzato la macchina amministrativa, ha paralizzato la regione siciliana in un momento di grande crisi internazionale, e noi rispetto a questo diciamo basta a Lombardo, vorremmo staccare la spina per ridare ai siciliani un governo che possa recuperare il tempo perso e soprattutto affrontare le 1000 emergenze dell'isola. E ad Agrigento nel frattempo il movimento Epolis ha avviato il corso di formazione politico-amministrativo con l'obiettivo, spiega Piera Graceffa, di preparare coloro che andranno a rivestire ruoli istituzionali. Poiché noi siamo fortemente convinti che la formazione è la base di una buona amministrazione, la capacità dei consiglieri deve essere indirizzata nel modo giusto, e questo è il primo dei 2 incontri, il prossimo sarà sabato prossimo. Riguardo invece il candidato sindaco, quali novità? Le novità le avrete a giorni, state buoni se potete, diceva qualcuno, San Filippo Neri. È un momento importante, dovete avere la pazienza di aspettare, perché nel momento in cui è già deciso, ma stiamo formando la squadra, e per noi è importante che venga fuori tutto assieme. I primi consiglieri li abbiamo già presentati, presenteremo pian piano durante i nostri incontri gli altri consiglieri, e arriverà anche il sindaco alla squadra. Molto spesso i partiti dicono di guardare con attenzione ai movimenti, anche ad Epolis. Epolis guarda ai partiti? Abbiamo sempre detto che noi siamo aperti al dialogo, sempre, non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno. Le condizioni devono essere quelle: un programma, un obiettivo ben preciso, la disponibilità a dialogare c'è, ma al momento ci guardano soltanto.